Sono soddisfatto, con ciò di coscienza, io sono un nonno, ho nipoti, non mi sarei mai sentito di fare bambini in Serie A, bambine Serie A, Serie B. Come ho detto tante volte, ha vinto l'amore. Quando entravo nel mio ufficio o andavo all'anagrafe, vedevo le mamme sorridenti, avevano il sole negli occhi, sorridevano serene, felici, con questi piccoli bambini e bambine. È commosso Sergio Giordani dopo aver appreso la notizia che il Tribunale di Padova ha respinto i ricorsi della Procura contro gli atti di nascita dei figli e delle figlie di coppie di mamme che nel corso degli anni lui stesso, da primo cittadino di Padova, ha registrato all'anagrafe. Una prima battaglia vinta, ma questo non basta, bisogna colmare il vuoto normativo per evitare che altre coppie di mamme vivano la lunga trafila giudiziaria che stanno vivendo le famiglie arcobaleno padovane. L'atto di nascita non ha motivo per essere rettificato. Nel senso, va bene così com'è, e riconosce, questo è un passaggio molto importante, riconosce che non è possibile così indefinitivamente nel tempo contestare un documento che di fatto va ad individuare l'identità di un bambino e mette i presupposti perché coloro che l'hanno messo al mondo, sia biologicamente che no, che se ne fanno carico materialmente e moralmente, che lo inseriscono in un contesto familiare, dire improvvisamente che questa cosa non esiste più. La decisione del Tribunale di Padova è stata commentata anche dalla segretaria del PD, Elish Line, che plaude al coraggio del sindaco Giordani e invita il Parlamento ad approvare una legge che riconosca pari dignità a tutte le famiglie. Dal valico di Rafah, dove sono in viaggio verso Gaza, arrivano anche le dichiarazioni dei parlamentari veneti Dem. Il Tribunale di Padova blocca la furia ideologica del governo Meloni e ristabilisce un dato di realtà: quelle famiglie esistono e quei bambini devono avere gli stessi diritti degli altri, scrive l'onorevole Alessandro Zanna, a cui fa eco la deputata trevigiana Rachele Scarpa. È sicuramente una buona notizia e oggi festeggiamo, ma dobbiamo rimanere vigili perché abbiamo visto come questo governo attraverso atti e direttive non manchi mai di mettere in atto una regressione discriminatoria che è una vera e propria guerra alle famiglie arcobaleno e alla diversità.